Il maestro vi chiede di iniziare il vostro racconto. Posso parlare? Prego. Maestro, posso parlare? Il maestro mi sta dicendo appunto che potete iniziare. 3 giorni fa disse quel gioiello di mia moglie, Teresa, adesso ho desiderio di mangiare 2 linguine ai frutti di mare. Mia moglie è una grande cuoca. Dovete sapere che quando la conobbi a Pisa dove faceva ancora il servizio Il militare. maestro vi chiede di arrivare al nocciolo della questione. Va bene, scusate. Dunque dicevo, Teresa, adesso ho desiderio di mangiare 2 linguine ai frutti di mare. Mia moglie che fa? Scende, va al mercato e mi compra i frutti di mare. Ora dico io, quando nel mondo avrebbe fatto un simile gesto? L'amore, quello puro. Si può arrivare alla questione? Ma certamente sono qui per questo, per raccontarvi nei miei particolari cosa realmente mi è accaduto. Dunque dicevo, Tere, io adesso ho desiderio di mangiare 2 Ma linguine. questo già l'avete detto. Ma la Camera è più comprensibile. Ma non c'è il bisogno, il maestro vi segue attentamente. Va bene, scusate, maestro, vado avanti. Tornata dal mercato, mia moglie che fa? Si mette le grembiuli e mi cucina con le 2 linguine ai frutti di mare. Ora voi pensate che la storia è finita, lo state pensando. Ma la storia non è finita, perché nel momento in cui quel bocciolo di mia moglie mette il piatto a tavola, io lo guardo e non lo mangio. Scusate, perché? Mi si era chiuso lo stomaco, Sì, ma perché? perché mia moglie i frutti di mare non li aveva sgusciati. Signor Oreste, non riusciamo a capire il vostro problema. Il problema è che mia moglie, dopo aver compreso del mio liquido a mangiare, si è avvicinata al tavolo e mi ha detto: Ore, cuore della vita mia, ma tu quando muori? Adesso sono 3 giorni che sono un dolore qua alla testa. A me si fa che mia moglie Il mi ha maestro ha così. capito tutto. Isto che re? Un cavallo, maestro. Chi sta cavallo? Chi sta cavallo? E stia cattiveria! La gente è cattiva, maestro. Chi state qua? Chi state che re? Chi state? È un re, maestro. Chi stia re? Chi stia re? Chi sto qua? Chi stia tradimento? Io lo sapevo. E chi state qua? Chi state che re? È notte di spada, maestro. Chi sta notte e spada? Chi sta notte e spada? Chi sto? E stia mala femmina! Io lo sapevo. Signor Oreste, le carte parlano chiaro. Mia moglie mi sta cornificando. E perciò fa male la gamba. E chi è questo? Voglio sapere chi è. Calma, calma, signor Oreste, non disperate, ci sono qua io, calma. Grazie, non voi sono un uomo perso. Assistente, Dite, maestro. qui per risolvere il problema abbiamo bisogno solo di una pietra scacciacorna. Prendete la pietra, sta Scusate, maestro, maestro, Che scusate. Già ce l'ho, già me ne vedete da 3 anni fa. Vi ricordate? Eh sì, e dico non è nel caso specifico ricorrere alla pietra. Assistente, Dite, maestro. qui abbiamo bisogno solo del crocifisso, protettore di casa, famiglia e denaro. Prendete il crocifisso, sta Scusate, preso maestro, di là. scusate, maestro, scusate che ve lo sempre. Ma già ce l'ho, lo vedete? E come non lo vedo? Ho fatto che tengo un assistente che non mi assiste. Ma io non ho detto niente. E appunto dico,
Ma io lavoro con voi, sono 10 E giorni. appunto da 10 giorni dovevi sapere che stu maronna è stata a cannarsi a Pietro o crocifisso, già ce la venderà. Avete ragione. E ora come si fa? Sono finite le soluzioni. Calma, calma, signor Renzi, come fornisce le soluzioni? Calma. Assistente, Dite maestro. qui allora ci vuole una soluzione estrema e definitiva. Prendetemi il libro delle meraviglie. Assistente, io un libro delle meraviglie. Cammina, cammina. Va, va. Lo con te. Sì, piglio un libro, lo con te. Adesso con cautela datelo al signor Oreste. Piano, 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 piano. Sono scritti delicati. School of English Grammar. Scusate, ma questo è inglese? Sì, signore. Sì, signore, è inglese. Voi adesso 2 volte al giorno, la mattina quando vi svegliate, la sera prima di andare a letto, dovete leggere precisamente 5 righe. Sempre stesso. Casa è be stessa, andate avanti. Passato un mese di quell'uomo non se ne parlerà più. Sono stato chiaro? Chiarissimo, maestro. Bene. Maestro, ma io non lo so l'inglese. E che c'è? Dovete solo leggere. E lei che cosa? Leggete quello che sta scritto. Ma io non capisco niente. Signor Oreste, ma voi che politica? Ma che te ne dai, capito? E per caso ha cominciato a capire, Fernesce tutto, cosa, Fernesce? E allora non devo capire niente. È normale. Signor Oreste, la magia non va spiegata, non va discussa. La magia è un mistero. O ci credete o ci dovete credere. Maestro, io ci credo. Bene, e allora voi non dovete chiedere spiegazioni. Voi non dovete capire. Sono stato chiaro. Maestro, ma io voglio un libro che si capisce. Signor Onesti, qua dobbiamo risolvere il problema, lui attenzioni con me, creatura. Questa è magia. Ho capito, ma io non lei che non capisco niente. Perché, signor Onesti, quando i politici parlano, voi capite qualche cosa. Ma perché allora vamos in È magia? normale, la politica è tutta magia. Veramente. Veramente, signor Onesti, andate, non vi preoccupate. Leggete questo libro 2 volte al giorno, la mattina e la sera, non vi preoccupate. Quindi ho capito e non avete capito. E già assai, c'è sta gente che manca questo, capisce? Voi siete un genio. E la mia è una missione. Quindi la mattina quando mi sveglio e la sera prima di addormentare. Sì, passano 5 righe. Passato un mese di quell'uomo nemmeno più l'ombra. Grazie, maestro. Quando vi devo? No. Di denaro non parlate con me. C'è qui il mio assistente. Signor Oreste, il denaro è la schiavitù dei popoli. Io voglio sentirmi un uomo libero. Voi siete un santo, questo sì. Ci vediamo tra un mese esatto. Vi aspetto con grande piacere. Ah, maestro, Che succede? la benedizione. Ah, Voi lo sapete, senza quello non me ne vado. Sì. Nel nome del Padre, Set Figlio e Spirito Santo. Parlavo di inglese. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Voi che potete proteggete quest'uomo. Fatelo campare 100 anni se lo merita. Ha una bella casa, una bella famiglia, un bel stipendio. Vai fratello, vai, e non perdere mai la retta via. Vai, Mai, maestro, mai. vai. Maestro, è andato al cielo. Sì, qui aspetta. C'è si tu fate caccadesce, dai, capito? Ma che mo fa perdere il cliente, sì. Ma che caccia fa? Caccia fa? E dire che pigliò un libro di meraviglia in un porto, o un libro chiamato in inglese, caccia fa? Ma voi di questo libro non mi avete mai parlato? Ma che ti tenga a ricci? Che ti tenga a ricci? Con tutta sta roba che ci sta accadendo, basta che mi pigliamo un libro scritto in italiano e questo è tutto. Va bene, avete ragione. Geppi viene e fa quello che fa. Comunque quando sono uscito fuori c'era un altro signore. Ah, un altro? E chi è? Chi è? È uno nuovo, non è il nostro cliente. No. E allora fammi sentire, quando arrivano i clienti nuovi, tu che devi fare? Vi devo osservare, maestro. Senti, allora questo
È sposato, visto che porta la fede. Va, putti, fammi Hai sui 40, massimo 45 anni. Ma vedi che quando ti impegni, po'. Quando sono uscito fuori parlava al telefono, quindi non è qua per lavoro. E preparati perché Karima fa una bella figura, io mi fa funzione. No, maestra, funziona no. Ma funziona no, Karima fa una bella figura. Ma io non mi ricordo. Ma che ci sta ricordo? Che là così fa? Ma ci spiegate una sola volta. E appunto, ti ho già spiegato, no? E poi si sbaglia Ma qualcosa. che ci sta sbagliando? Che le fa? Ce l'hai tutto bene? Quando siete belli, sembrate un papa. C'è prima raccomando, chi le fa quello che fa? Cercherò di fare il mio meglio. No, tu non ne hai cercato, tu hai fa. Falla tra sé. Va bene. Ma voi dovete sedere. Ah, sì. Non dovete allungare le mani. E signore, i cari. Non dovete chiudere gli occhi. Geppi, pensa a te. Ma volessi fare a me come faccio fa la funzione. Io leggo dalla vostra fronte che avete sui 40, massimo 45 anni. Io leggo dalla vostra fronte che siete un uomo sposato. Sposato ma non felice. Io leggo dalla vostra fronte che avete un lavoro che vi gratifica. Ecco maestro, adesso potete girarvi. Voi no, vi muovete. È un momento di grande concentrazione. Il maestro vi sta guardando, il maestro vi sta scrutando, il maestro sta entrando dentro di voi. Ecco, sta entrando, lo sentite? È entrato. Maestro, quando volete potete aprire gli occhi. Zallano, chi l'è figlio? Ma è la prima volta che lo vedo. E allora la prossima volta, invece di mettere a vedere quanti anni tiene, si porta la fede, si è sposato o non è sposato, basta chiedere nome e cognome e questo è tutto. Marco, tu sei male, mi è da mano in fronte e non capisci chi sono. Si vede che non mi è giù buono. Ti c'è pito le caccia, a bar a te che te le caccia. Vai, andiamo, metti a fare buone caffè, muovo, te. Oggi con i giorni non si può vedere che fa. I cade non bravo a giù, vogliono sciatati, intelligenti. Non è che dopo manca 3 mesi se ne scelta. Maestro, ma quando ha cominciato a pavare? No, dopo appena 3 mesi. E che non sta bene. Non ha capito che la tua è una missione, che il denaro è la schiavitù dei popoli e che quindi tu ti vuoi sentire un uomo libero. Sembra la stessa cosa, Tale e E qua. non guagniamo mai, No, non dallo, stai così bello. Le calze ci date allegre stamattina, sì? E poi perché si è venuto mo? L'aspettava rimane il mattino. Domani ho delle consegne da fare. Niente, tu cabasci ne cagnate niente, sembra la stessa storia. Fino a quando te ne arrangi l'occhio e via finito da cagnare a basso. Poi a qualcuno che si permettesse di quasi uno che si sente. Ah, da fai conto con me. Questo è il mio tempio. Come mai mi chiamate? Come mai tu non ti fai avere mai? E non padre, ma avevo il desiderio di avere un figlio o no? Papà, come mai mi chiamate? E credo tutto a posto. Ringraziamo a te. Io rosso, quanti anni te? Saverio ha 10 anni. 10 anni. Ricca che non abbia di niente di te.
No, figlio è tale e quale no, una sciatata, intelligente. E tuo padre non ne esce data né intelligente. E la piccerella, mo? La piccerella quanti anni te? Manica ne ha 5. 5 anni. La piccerella invece non ha niente, quindi. No, la piccerella è tale e quale la mamma. Per cui almeno uno è salvo. Portami le tue con po'. Io mi sentirei scivolire per te. E c'è la tua moglie, che lo no, non sei in mangia. Te li porterò a vedere. E beh, va, dici qualcosa. Papà, ma che già dici? Ma che tu vuoi sentire? Tu fatti che sempre in che la fabbrica esca. Sì, signore. E beh, ti trovo buono, stai in grazia di Dio, no? Non ci lamentiamo. Si rinuncia a qualcosa, si mette da parte qualcosina per i figli, questo è tutto. I poveri si sapeva perché uno che ha ittato sangue, un coppa e libro per lavorare. Ah, da rinunciare a qualcosa per non essere felice. Papà, ma chi ti ha detto che non sono felice? Scusa, non ne siamo 1400 euro. Sempre. Tua moglie mi aspetta sempre a chiamare il ministero. Beh? E tu con 1400 euro, con un piccione in casa, ma vado si non mi felice. Papà, come mai mi hai fatta venire qua? Tiene qualcosa a Maricia? E beh, sì, Riccardo. Suo figlio mi sono fatto vecchio. Io prima e 7 anni già stavo capace. Poi invece in 10 non mi riesco a sorse, non ce la faccio. Io poi che stai? Ma come? Tengo un'attività per da 40. Arriva a guadagnare 1.300, 1.400 euro al giorno e non tengo più forza. Sì, papà, ma dove arriva? Sai, stai pensando. Siccome tu sei un uomo istruito, sai, tu ti arrabbiati, ma in fondo fai sempre la vita in me. Ma perché non te lo vedi? Io ne caccio al ceppino, ma pigliate. Papà, ma che stai dicendo? Ma tu ti esci non stai pensando? Guarda, mi hai mandato a chiamare a già capito? Ha detto, ma è mai possibile che chi sto troppo tanto anno torna sempre con la stessa storia? Ma tu puoi continuare a fare la vita che stai Ma facendo? perché che te è una vita mia? Il problema è che sono chi che non ha accettato. E tu che tenari c'è la vita? Niente papà, basta come fai stare tranquillo. Vedi un po' dopo lo stipendio che stai Non pigliando. voglio niente. Ah, ma devi scendere quando vuoi. Passa perdere. Poi un giorno tutto questo sarà tu. Ma tutto questo che? Ma che ti? Una fabbrica, un'officina, un laboratorio, fammi sapere tu che produci, cosa vendi. Sì, una società e pompe funebri, i servizi, i trasporti, sì. Ma tu non mi dici sempre le stesse cose. Io questa vita non la voglio fare. Ma tu mi ci immagini a me io con questa mandata in culo, con questo cappello da tu non ti vieni pigliare. E che vuoi? Che sono un buffone, non pagliamo. Non sto dicendo che sì. No, no, ma che fai da tirare? Io sono un buffone, che sei? Papà sei quello che meriti di essere. Tu sei felice. E io sono più felice di te. Che sto bene. Che sono tutti chiacchiere che mi si capo lui. Buona papà, tu sempre là, vai a Sì, babbo. sì. Perché quando mi ti sta a favore che non ci capite più. La signora Maria si vergognava del suocero. Diceva che dovevo trovarmi una sistemazione più meritevole, più dignitosa. Sono passati 20 anni, la signora Maria la sistemazione mia non l'ha trovata ancora. Papà, ma io non ha fattata che ti dice che ti ha detto mamma per una vita sana. Io ero creatura e mi ricordo ancora i lucri da casa, tutti i giorni, sempre la stessa storia. Tu da che rivedi a cattare con vestiti, con gioielli. Ma mamma fin quando andato in due occhi aperti, non ha mai accettato quello che tu facevi. Ma mi ero orgoglioso, non so tu. Papà, è come... I PS erano tutti. Va buono. E sta tua moglie che ha rovinato una famiglia. Siamo stati qua là, buonanima, e facendo lavaggio eccetera. Proprio come sta facendo tutto. Papà, non è così, va stato buono. Io dopo tanti anni insieme era a figli miei a favore di giro di dare una fabbrica di scarpe, facendo pure i fama che li poveri creatori. Questa era per me. Ah sì, mia figlia Manica vuole che io le racconti una storia, una favola. E io da padre mi preoccupo di dare a quella storia una morale. Innanzitutto i figli miei non si muoiono di fame. Secondo, preferissi morire di fame se avessi approfittato del bisogno e dell'ingenuità degli altri, perché se la figlia me la già guardare in dall'occhio. E qua la morale la potesse fare se mettesse la mano in da saccaggia. E perché mette la mano in da sacca a qualcuno? Forse non mi sono spiegato bene, tu agenti di truffa. Ecco il caffè. Ma che? Ma tu per mettere qui dice sta parola che ti vuole, non so. GPS tu da qui. I truffaggi. No, maestro, questo mai. Se non posso come sta gente come facessi. Ah, non so chi è sacco. Questo mi era dice il mio figlio. Ja, maestro, non facete così. Mi ha ricordato il signore Gigli. Erano 3 anni che non sapeva che la moglie. È bastata la corona del perdono, tornò da casa insieme ai figli. Oh sì. Io ti ho scubato. È bastata la pena della guarigione per far camminare una volta a 3. Se non è mio figlio truffa. Che si fanno miracoli. Eravate un po' da terni, eravate.
Senti, chi crede in Dio, miracolo e circondati. Chi non crede in Dio verrà dove? Ma che stai dicendo? Ma tu sì, quando va? Ma allora tu hai la chiesa della stessa cosa? No, Ah no, non si no, no. perché loro hanno fatto un più assai. Cioè, ma tu veramente dopo tanti anni sei convinto che aiuta la gente? Così fate vecchi, ancora non hai capito che la dignità è no, ma che stavano i primi dei soldi. Ma che c'ha azzecca la dignità? Come che ci azzecca? Ma secondo te veramente fai un mestiere onesto, regolare? Rispondi. Credo veramente che una presa, un corpo che ne ha fame la gente. E la fame, la disperazione che fa trasì la gente. Gente che non sa più a da credere, a dove salta appena. Appena a qualunque cosa per cercare una luce, una speranza. E tu per sordi tutta questa povera gente facendo credere che questa speranza e questa luce sei tu. Sì, tu stamattina a me che... Io faccio una fatica. Ma ora che tutto quello che si viene a combinare la gente, dopo a sto punto, non malamente forse. Ricimmi sulla mente che ci ha già saputo fare. Beh, è naturale, è logico. È perché oggi il problema non è più come si fanno i soldi, non interessa più a nessuno. Oggi il problema è il basta casa fanno. Per cui tu tieni i soldi, bravo. Ci hai saputo fare. Innanzitutto i due spieghi, una volta che non fotti, proprio a nessuno. Ah no? No, e poi non c'è una puntata. No, tu hai saputo pure a Pure a te. me. Pure a me. Ma tu Cristi, ma che bocca c'è una puntata? Arrivo padrone di casa. Mo che c'ha zitto, padrone? Arrivo padrone di casa e nomina il nuovo amministratore del palazzo, il quale la prima cosa che fa puntualmente è quella di alzare la retta del condominio. A gente come te, invece di contestare civilmente il nuovo amministratore del palazzo, si preoccupa di mettere la calamita sotto contatore per pagare meno i correnti. Interviene la compagnia di energia elettrica sentendosi truffata e aumenta la bolletta a tutti quanti. Morale della favola. Tu e tutta la gente come te, quante fottite pagavamo pure noi, per cui tu hai raccontato pure a me. Poi, sapere che se tutto quello che dice la gente miserabile contro qualcuno che tiene qualcosa di sé. E questa è la solita risposta che mi ha chiesto qualcosa di soldi che non se l'ha standata. E tu tieni un coraggio e dici che non l'ha già standato. No, non te l'hai standata perché non può fare che pure vinto lo ma quando senza dignità da ruba, la famiglia cristiana, ti dico che tu non te l'hai standata. E basta, lui per essere padre e figlio. C'è piglio stacci che chi le disse che sa scusato di chi ho? Cioè, ma tu veramente non per tutto quello che fai, tieni uno stomaco che fa passare tuo figlio come a uno che ha pigliato una brutta strada. Come a uno che si è perso e non può capire che qua si sta parlando semplicemente di essere o non essere persone per bene. Io però me lo spieghi come stanno le cose. Perché secondo me sei tu che non hai capito proprio. Dopo la facciata ci stanno i fessi e ci stanno i repetti. Finalmente, meno male. Esce fuori perché fino a poco pare che stai parlando con un santo. E questi sono quelli che combattono. Quelli che vanno a faticare, che non hanno inventivi, iniziativi. Come tanta soldatiello obbediscono agli ordini del padrone, aspettano fino a un mese per pigliare quelli 4 minuti. Ho capito, invece i diritti. E i diritti sono quelli come a me. Trimme e pa, trimme un cuore lì, trimme il cervello capo c'ha accattato un mestiere, non più. Trimme il cervello capo c'ha accattato e bene, la gente combatte. A rubare. Perché tu ma a te mi vieni a rubare, non perché tieni il cervello superiore. Perché se io fosse senza scuro, ma accattassimo un esagente, proprio come fai tu. Tu non arrivi ancora a capire che oggi che parla ci vuole per fare la vita che faccio, non per quello che fai tu. O coraggio che hanno figli e pretendono un desiderio pure innocente, la gente ne io, no tu. O cuore leone per far finta di discutere che oggi è l'anniversario di un matrimonio, la gente ne sempre insultanti. L'arte per traccare l'ultima settimana del mese, la gente ne sempre insultanti, no tu. Però tu mentre cuci, a roba, da rabatte e ti nasconde, gli hai la capa e non tengo paura, manco roba da terra. Tu proprio con questa faccia dovresti mettere con me. Sapesse fa meglio Meglio. sì, sì. Non sei tu. Oh, può capire che non sei tu. Se tu che non avessi idea, capi che significa la vita mia. E che c'è? Ma ti resta la vita? E basta, lui per... C'è più da ma che qualità ci vuole per fare sta vita? E fammi ora. Ma che caccia fa? Fammi ora, tu tutto cosa. Ma caccia! Sì, parla, sei tu che fai vita mia, non io. Maestro, posso aprire? Maestro, voi il commendatore Fiorenzi. E chi è? Non la conoscete? No. Il commendatore è un acciaieria Benevento, io lo conosco perché mio padre ha lavorato con lui per più di 30 anni. Se non è il momento faccio un altro gioco.
No, falla tra sì. Portarsi che figli ma come già capi con qualcosa. Va bene. Non mangia mettere a breare sceneggiate. Ah, così capisci, non deve sempre il cervello in tabella da te. Sì, io tu. Lei è il signor Saverio Gigli. Sì, sono io. Piacere. Roberto Fiorenzi. Piacere, tutto mio. Accomodatevi, come tu. Prego. E il signore là. Ah. Il signore là è un nuovo collaboratore. Devi guardare e imparare. Ma è una persona fidata, state tranquille. Benissimo. Dopo tanti anni è veramente bello rivedervi, Caputo. Allora è tutto mio. Il padre di Geppino lavorava con voi. Sempre preciso, puntuale e con una gran voglia di fare. E commentato così mi commovevi. Papà mi stimava tanto. È un santuomo. Ma torniamo a noi, Torniamo a noi. Allora, signor Saverio, io sono venuto qui perché penso che lei sia l'unica persona che possa rendermi finalmente un uomo felice. Grazie per la stima. Io avevo un'acciaieria con più di 100 dipendenti. Esportavamo barre d'acciaio in tutto il Sud America. Per 30 anni. La mia fabbrica ha dovuto lavorare 24 ore al giorno per soddisfare tutte le richieste. Poi 2 anni fa, una mattina, entro nel mio ufficio e mi trovo uno dei miei 2 figli appeso al soffitto con una corda al collo. Come tu, ma che state dicendo? Michele, ve lo ricordate, Caputo? Come, eravamo bambini, giocavamo insieme. È molto probabile che io non sia stato bravo a fargli capire quali sono i veri valori della vita. Commentatore, i figli sono irriconoscenti. Permettetemi di dirle, potete farli camminare anche sul tappetino, ma non apprezzano niente. Voi avete figli? Uno solo. Ma diciamo che avete una brutta strada, E mi dispiace, sono cose che capitano. Purtroppo. Comunque dicevo, dopo 2 giorni dall'accaduto, liquidai tutti i dipendenti e fornitori e chiusi la fabbrica, così da potermi dedicare al mio unico figlio rimasto, Luca, quello più piccolo. In questi anni ho recuperato un po' di serenità, ma la vita ci riserva sempre delle grandi sorprese. E il mese scorso ho scoperto di avere un male incurabile. Mi dispiace, commenta tu. Che ci vogliamo fare, capo? È la vita. Ed ecco proprio per questo che sono venuto qui oggi. No, non ho commentato, fermatevi perché io ho capito tutto. Voi siete una persona per bene, io voglio parlarvi con la massima chiarezza. Vi ringrazio. Una soluzione definitiva, capitemi, che allontani il male non ce l'ho. Se ce l'avessi non starei qua. Mi ho un rimedio sicuro, certo per allungarvi la vita. Geppi, vai di là e prendimi il siero miracoloso, va. Vai, Caputo, per piacere, torna a fare. E, signor Saverio, forse non mi sono spiegato bene. Io ho paura di soffrire. E appunto, noi con il siero miracoloso la sofferenza la rimandiamo. Ed è proprio questo il problema. Io non la voglio rimandare. Come sarebbe, scusate? Signor Saverio, io nei giorni scorsi ho già tentato 2 volte di togliermi la vita, ma non ci sono riuscito. Sono un codardo. Mio figlio era molto più coraggioso di me. Commentato sempre se permettete. Prego. Voi secondo me state attraversando semplicemente un periodo di depressione. E date il problema, io vi posso capire. Ma adesso vi faccio prendere da Geppi una bella pietra scacciapensieri. E voi ricomincerete a vivere di nuovo. Non vi preoccupate. Geppi, prendimi la pietra e miracolo. Siete stati là, Caputo, per piacere. Per piacere. Signor Saverio, posso parlarvi apertamente senza che vi sentiate offeso? Certamente. Allora, io del mestiere che fate non ho mai creduto a niente. E ho vissuto tanto e troppo per lasciarmi suggestionare da queste stupidaggini. E allora che ci sei venuto a fare, scusa? Ecco, questa è la domanda alla quale anch'io sto cercando di dare una risposta. E in altre parole, io sono venuto a chiedervi gentilmente di togliermi da questo mondo. In poche parole, io avevo saccito. Diciamo che c'è un modo più elegante di vedere la cosa. Diciamo che voi dovete solo aiutarmi a realizzare un sogno.
perché per me questa vita è diventata un inferno. Commendatore, voi che state dicendo? Ma voi perché mi avete voluto? Io sono una persona questa. E volessi come sapere chi va a mangiare qua. Io volessi conoscere. Se permettete io esco. È talmente grande la stima che provo verso il commendatore che non ce la faccio. Scusate. Signor Saverio, io so benissimo che voi non siete un assassino. E se io sapevo che non stiamo parlando. Quello che vi sto chiedendo è solamente un atto di carità cristiana. Commendatore, mi sta mattina a me che vuoi. Ma volete far passare l'uomo? Ditemi soltanto quanto vi dico. Ma che non sono atteso. Ditemi la cifra che ci vuole. Niente, non voglio niente. Innanzi a voi c'è stata una persona onesta. Io non la mai ci sannisce. Ma perché usate questa E parola? come la volete chiamare? Eutanasia. Chiamiamolo eutanasia volontaria. Sono un soggetto in grado di intendere e di volere. Perfetto. Chiedo di morire. Voi siete lasciati fuori capra. Ma non quella terminale. Quella quando il dolore, lo strazio a letto ti fanno pentire di essere nato. Quello che vi sto chiedendo è un'eutanasia anticipata. Questo è tutto. All'altro mondo vorrei portare semplicemente un ricordo tenero della mia vita. Commendatore, altro non ci vuole la scienza, ci posso anche. Dico, c'è di gatti, si dei sangue in paradiso. La strada. Scusatemi, io non volevo offendere. Guardate. Buona giornata e scusatemi ancora. Commendatore, Dite. se cercate un atto di carità cristiana, io sono qua. Ma che stai dicendo? Permettete che mi presenti. Io sono quello che ha pigliato una brutta strada. Sono il figlio. Riccardo Gigli. Piacere. Adesso ci accomodiamo e voi mi dite nei minimi particolari come posso esservi d'aiuto. Benissimo. Dica, ma che ti stai mettendo? Beh, capito, visto che va trovato. Tu mi hai fatto una proposta e io l'ho accettata adesso, in questo momento. Per cui sono un tuo nuovo collaboratore a 2.800 euro al mese. Siccome un giorno tutto questo sarà mio, mi lasci la facoltà di decidere se accettare o no un determinato affare. Ma che stiamo che tu lo accetti? Eutanasia. C'è la parola, no? Usiamola. In Germania, per esempio, non è un reato. In Italia sì. Ma sta tranquillo, non si va in galera. In Italia non si va in galera mai. Come te vogliamo accomodarci? Prego. È vostro padre. State tranquilli, commentatore. Mio padre ha lottato una vita intera per vedermi seduto qua di fronte a voi, proprio come in questo momento. Alla fine ha vinto lui. E va bene. Riccardo, voi precisamente cosa fate nella vita? Commentato qua, innanzitutto le domande le faccio io. Per cui quella che è la mia vita privata a voi non deve riguardare. È inutile girarci intorno. Voi stamattina siete venuto qua alla ricerca di un criminale. Evidentemente questo è quello che la gente pensa di mio padre. E siccome io sono il figlio, voi avete trovato il vostro criminale. Vedete del caffè? No, grazie. Perché vedete, questo è il problema. Noi per la società non siamo altro che lo specchio dei nostri padri. Allora capirete che è difficile essere credibili quando chi ti ha messo al mondo fa della propria credibilità soltanto il portafoglio. Ma veniamo a noi, non vorrei farvi perdere altro tempo. Precisamente, prima domanda, semplicissima. Voi come volete morire? Beh, io l'ho detto prima, no? Ho paura di soffrire, Per cui? per cui vorrei essere sparato. Penso che sia l'unico modo per evitare il dolore. Perfetto. Un'arma la tenete? No. Me la procuro io. Come dato precisamente dove volete essere sparato?
Guardate, io non so dirvi. L'importante è farla finita con un colpo solo. Come detto, voi state chiedendo un servizio. E la ditta Saverio Gigli e Figli vuole che il proprio cliente sia pienamente soddisfatto, Veramente io non so dirvi. in fronte o al cuore. Voi cosa mi consigliate? Io non l'ho mai provato, mi dovete dire voi. In fronte. Voglio che mi spariate in fronte. Benissimo. Prima di morire avete bisogno di una benda Una benda. per non vedere. Ma che ne so? Scusa, qua si tratta semplicemente di una vera e propria esecuzione studiata lucidamente a tavolino. Per cui, prima di morire, avete bisogno di una benda? Fate come vi pare. Sì o no? Sì. Datemela se volete. Io non la voglio, me la dovete chiedere voi. Sì, la voglio. Come detto qua è inutile che perdiamo la gamba. Siccome voi state trattando la vostra vita come un oggetto, io come un oggetto la prendo in considerazione. Il gioco lo fate voi. Allora, passiamo alla prossima domanda. Una volta che vi avrò sparato, il vostro corpo che fine deve fare? Non lo so. È un problema che non mi sono posto. Benissimo. Noi abbiamo un'opzione, anche se ci stiamo attrezzando per potervi offrire di più. L'opzione sarebbe quanto segue. Io prendo il vostro corpo esamine e lo faccio colare in un pilastro di cemento armato di nuova costruzione. Abbiamo delle ditte che ci favoriscono, sapete? In un pilastro. In un pilastro, però non vi allarmate perché c'è questa opzione prevede a sua volta una doppia alternativa. Che sarebbe? Preferite un'abitazione o un ponte? Ma che state dicendo? L'abitazione vi tiene al coperto dalle intemperie, il ponte no. Però il ponte ha di prodigioso il fatto che vi potete gustare il panorama. Basta. Basta, finitela con questa ironia, mi state facendo passare. Passare la voglia di morire. No, ma sono nauseato dal vostro modo di fare. E fatevela passare la nausea, commentatore. Voi siete venuti qua dentro chiedendo di essere ammazzati e vi sentite nauseati. Chiamiamolo Donzi. Questo è un termine che può suggestionare mio padre, ma non a me. Per cui, prima di fare certi scatti, pensateci bene. Non siete nelle condizioni di poter mostrare un po' di pudore a qualcuno. Non siete credibili. Se poi non ne vogliamo fare niente, che vi devo dire? Restiamo più nemici di prima. No. Io sono fermamente convinto della mia scelta. E allora sedetevi e cercate di essere più collaborativi. Qui si tratta di una vera e propria esecuzione, studiata lucidamente a tavolino. Io sto soltanto cercando di soddisfare un vostro desiderio. Allora, un'abitazione o un ponte? Un'altra volta. Sentite, io non posso perdere del tempo con voi, abbiate pazienza. Scusate. Tornate qui per piacere. Il mio tempo è prezioso. Sedetevi, vi prego. Cercherò di collaborare. E sediamoci. Allora. No, scusate, non ho capito. Il ponte. Il ponte. Il ponte. Me ne state chiedendo 3, ma io ve ne posso dare uno solo. Complimenti per la scelta, anche l'occhio vuole la sua parte. E adesso mi dovete dire precisamente il giorno e l'ora dell'esecuzione. Il tempo di mettere a posto le ultime cose col notaio. Per cui? Per cui oggi è lunedì. Sì. Se per voi va bene, mercoledì. Benissimo. A che ora? Alle 10, 10 e un quarto. Come dato un giorno a mangiare una pizza, alle 10 o alle 10 e un quarto? Alle 10. Alle 10 precise. Beh.
Allora vuol dire che mercoledì mattina io vi aspetto qua, raggiungiamo con la vostra automobile un posto da me scelto per l'esecuzione, 10 minuti e avrete definitivamente chiuso la vostra vita con questo lavoro. Perfetto. E adesso parliamo di denaro. Visto l'alto contenuto etico e morale della faccenda, io lo farei anche gratis, ma purtroppo il mio datore di lavoro ha uno strano attaccamento a questo mezzo di pagamento, per cui non me lo perdonerebbe mai. Ecco qui. Sono 10.000 euro. Tenete. Li potete contare. Se non bastano me ne porto altri 10, ma non ce li ho qui con me. Li porto mercoledì. Allora che fate? Accettate? Maestro, io non credo che 20.000 euro possano bastare a soddisfare un'azienda seria come la vostra che vanta un prestigio sul mercato da oltre 40 anni. Però, che volete fare? D'altra parte il datore di lavoro siete voi. Che dite? Accettiamo? Niente da fare, commendatore. Questa è la risposta che mi aspettavo. A queste condizioni l'accordo salta. Bene, do 40.000. Questa è la mia ultima offerta. Il gioco si fa sempre più allettante, commendatore? Ho 40.000 ogni. E mettiamoci a giocare. Maestro, che dite? Il maestro si sarebbe accontentato anche di 10.000 euro, quelli che avete portato qui con voi, però mi conferma che la proposta è elettrizzante. Benissimo. 40.000 euro. Mercoledì mattina vi aspetto alle 10 con la vostra automobile, a voi e il resto dei 40.000 euro. L'affare è chiuso. Ora, non è per mancanza di fiducia, ma avrei preparato un accordo tra le parti. Un accordo? Sì. Leggete. In data 28 marzo 2018, io sottoscritto Roberto Fiorenzi pago una somma di euro 40.000 al signor Riccardo Gigli affinché possa assistermi nella mia scelta di morire. Qui c'è la mia firma. Se ora mettete la vostra. Commendatore, innanzitutto voi i 40.000 euro non me li avete dati ancora. Secondo, non avete capito che non siete nelle condizioni di poter dettare delle regole. Per cui prendere o lasciare. Ci vediamo mercoledì. Vi aspetto. Arrivederci. Le calduso se mi sembrano bruttuoni. Ma lo stai facendo poi? Hai ragione tu. Non la posso fare giusta vita e merda. Il ritmo può cagnare fis, ma è fis non può cagnare il ritmo. Si dà sa.
parecchi più assai quanti potevo mai credere. State buono. E non te credo. Ah no? Ma stai sfidando. Io sono fesso. Posso mai sfidare uno diritto come te nel suo tempio? Ci avremo rimane a mattina, alle 8, puntuale, al mio nuovo posto di lavoro. Geppi, che ore sono? Manco 5 minuti alle 10. 5 minuti. Ah, ieri mattina a che ora è? Alle 8 precise. Appena arrivai, vedi la scopa e faceva spazzato per tutto quanto in alto. Sì, pazzo. E stamattina? Stessa cosa. Beh, parla, ti dici qualcosa. No, niente. Anzi, una cosa da dire. E beh, C'è il bagno scuro. Dobbiamo chiamarlo l'idraulico. che si pensa un bagno? Ma lo sa, stamattina che l'aspetto? Ma con voi neanche va. Niente. Ah, ieri con tutta la mattinata non senti capace di tirare fuori una parola. Sta facendo cucchiaini. E beh, parlategli comunque, la situazione è delicata. E che ne? Io già so che come mi rispondi. Tu mi hai su. E se fate capo tutti, che vai tu? Ma già sulla gira. Il commentatore a minuti sta qua. Mi pare che sto a pensare a un'altra cosa. Chi stanotte non ha giocato via suoni in nessuna manetta. Maestro, il vostro è quello a destra, senza zucchero. Geppino, il caffè. Ah, grazie. Signor Riccardo, E t'ha detto pure in questa azienda io e te siamo sullo stesso livello. Chiamami Riccardo. va bene. Mica io volevo parlare. Bene, Sì, signore. avete preparato bene il discorso? Non è un discorso, ma vista la grande stima che fa verso nostro padre, permettetemi di dire due parole. Avete pensato alla decisione che avete preso? Come già ci pensato. Se il bagno scorre una decisione va presa, no? Ricca, io non parlo del bagno, Ah no, io parlo del commentatore. c'è per piacere, pure tu. Ma vostro padre non ha dormito tutta la notte. E manchi io. Oggi non dorme più nessuno, sapete perché? Pure tu spieghi. C'è sta chi non dorme la notte perché i pensieri sono assai, il lavoro, la famiglia, i figli, i soldi. E sono tutta la notte un modo per cercare di dormire, come una liberazione. Dormire per non pensare. Poi c'è sta chi invece manco dorme, sono tutta la notte per gli acchini servizio prossimo. Allora tu, persona onesta, decidi la mattina dopo aver dormito poco e male e cominci a pensare come me fa per non ti fa fottere. Non sapete che c'è sta chi già ha pensato prima di come e quanto ti ha da fare.
Allora tu finalmente esci dalla casa con la convinzione che oggi non ti fanno, non mi possono fare, che sono scemo, ovvero sono struzzo, mi faccio fare nata volta. Mi fanno nata volta. E a così oggi, a così rimane, a così va prima, sta gente sta sempre un passo innanzi a te. Allora tu capirai, no? Dici, ma si può mai fare sta vita? Ci deve essere una soluzione. L'unica soluzione sarebbe che le scendere di casa la mattina come fanno in macchina, a targa al terra. Una mattina scendono nei fesse e un'altra mattina scendono nei notti. Dopo voglio vedere come cazzo pure Rita si fotte richiaro, ha studiato tutta la nottata proprio come la fattessa. Non ce la fa, non ce la può mai fare, manca la materia prima, manca un fessa. Per cui essere diritti di qui a poco diventerebbe una cosa inutile, insomma, non è più redditizio, a fare non se lo fanno e così finalmente potremo sperare che parta l'era dei pentiti, e cioè i diritti che spinano davanti alla fessa. La cosa non sarebbe semplice, ma attraverso centri di assistenza, sedute per pentiti anonimi, insomma, farmaci ansiolitici, si potrebbe arrivare ad una soluzione, ma la terapia non finisce qua, perché il paziente rischia ancora di cadere in uno stato di dipendenza sia fisico che psichico e si potrebbe ovviare in quanto segue. L'aspetto fisico si potrebbe superare facendo la fatica, finalmente, visto che non l'hanno mai fatta. Sotto l'aspetto psichico invece si avesse fa passare sotto il naso del paziente, preferibilmente dopo i pasti, una bella carta di 100 euro. Se il paziente sniffa e desiste, allora vuol dire che è ristabilito e può essere dimesso. Se il paziente invece acchiappa 100 euro e fusulissa, allora vuol dire che persiste un'immagine ossessiva del fottere e la terapia va intensificata. Per cui l'illusione sarebbe che di qui a poco potremmo mai più non sentire la frase "c'ha già saputo fa". Già prima la notte a che ho pensato, un modo per dormire o un modo per fottere lo prossimo? Io di notte dormo sempre. Vabbè, capite, quando devi pensare su assai. Riccardo, sì. Non parlare, già sai perché non dormo. Riccardo, me ne avevo così, io consiglio un fesso. E stiamo sbagliando, perché se tu si non fessi una basta di targa alterna, hai magagna pianeta. E allora se non consiglio qua, stiamo ancora. Ma che può fare? Tu tieni i tuoi figli. Ma perché noi quando eri a Cima ci avevamo ricordato che i miei figli e quando ci tutti i tuoi scudate sempre? Sta perdere. C'è più che ora sono. Le 10:15. Il commentatore è in ritardo. Ha ripetato sta cosa. Ma basta, zitto. Ma che può fare? Levate la mia. Sta zitto a tenere niente, non ti preoccupare, che non che vero commentatore ci parli. Niente, commentatore, quello mio figlio ha scherzato, sì, perché ogni tanto pazzesco. Già, commentatore, perché mio figlio non solo ha pigliato una brutta strada e fa una vita di merda, ma è addirittura un mezzo scemo. Oh no? Oramai lo sapevo, ma mi passato qua. E allora che può fare? Senti, sto faticando con te, il commentatore è un cliente, benissimo, voglio tenere fede ad un impegno preso. Ma quale impegno? Caserate e c'era la pulsione, non può capire io. E guarda che si cosa non l'ha mai fatto. Ma la nostra ditta deve crescere, deve progredire. Per adesso passiamo agli omicidi, poi assumiamo altro personale, apriamo altre sedi, ci vuole ottimismo. Successivamente investiremo nella prostituzione, nell'usura, negli stupefacenti, apriamoci, le prospettive sono infinite. Quando poi ci sentiremo pronti per il grande salto ci butteremo in politica, work in progress, il mercato è in continua evoluzione, questo tipo di domanda cresce a dismisura e supera di gran lunga l'offerta e noi dopo 40 anni di meritato lavoro non possiamo farci trovare impreparati. Non ne hai capito niente. Perché ci sono capiti che tu mi ci fai striato. Ma che bello commentatore, fa morire quanto. Tu ti chiedi fuori, ritto. Ma chi lei struzzi come a te vanno in Italia? Ma tu che mi dimostri? Ma che mi vuoi far capire? Quando avrò ancora si fesso? Ma tu vedi, pensi che non si scende la mattina a così fuori, ritto al momento no? Ah, se mi aspettando a eso. Questo non è pane per te. Maestro, posso aprire? Il capo che trasi chi fa ambulance. Pigliate questi soldi, lo davanti al conto, tutti i pubblici. Maestro,
Geppi, ma allora tu non capisci. Oggi non è cosa, non posso ricevere biglietti. Io sono Ludovica Fiorenzi, sorella di Roberto Fiorenzi. Io sono Luca, il figlio di Roberto Fiorenzi. Buongiorno e scusateci dell'intrusione, ma dovremmo parlarvi. Sì. Signor, qua ci sta mio figlio. È il socio della ditta, parlate qui, sì. Buongiorno. Accomodato. E il signore? Sì, Geppi, per piacere. Sì, ho da fare. A noi dispiace tanto importunarvi, ma se non si trattasse di una cosa realmente seria non saremmo qui. Ma si figuri. Roberto Fiorenzi dov'è? Cosa? Roberto Fiorenzi è scomparso. Sono 2 giorni che non abbiamo sue notizie. Lunedì ha pranzato con noi, poi ha riposato un paio d'ore, si è alzato, ha indossato il suo abito preferito, un doppio petto gessato, ed è uscito, senza fare più ritorno a casa. Siamo disperati, perché Roberto aveva già tentato più volte di togliersi la vita. Luca, basta. Abbiamo denunciato già in tutte le autorità competenti, ma fino ad ora nessuna notizia. Che fine ha fatto mio fratello? Ma non capisco perché veniate a cercarlo qua. Questo vorremmo che spiegasse lei. Io? Che cosa le posso dire? Ma capisce il nostro stato d'animo? Sì, lo capisco, ma parliamo di una persona che non conosco. Forse a lei non è chiaro il fatto che la questione è realmente delicata. Se lei comincia a nascondersi, io comincio ad incazzare. Non era questa la risposta che mi aspettavo. Partiamo col piede sbagliato. Lunedì mattina mio fratello Roberto è stato qui. Chi ve l'ha detto? Mio nipote Luca. L'ha visto entrare con la sua auto e ha visto mio fratello Roberto entrare proprio qui da voi. Da quando mio padre ha tentato di togliersi la vita, io lo seguo 24 ore al giorno. Lunedì pomeriggio, quando ha deciso di sparire, non ho potuto. La colpa è tutta mia. Luca, basta. Non è il momento. Bene. Visto che abbiamo accertato la presenza di mio fratello Roberto qui da voi lunedì mattina, adesso vuole spiegarmi il motivo? La ragione? Il commendatore era depresso. Cercava qualcosa che gli potesse dare un po' di sollievo, cercava qualcosa che potesse aiutarlo a stare meglio. E lei da buon mago che cosa gli ha consigliato? Una pietra scacciapensieri. Ma lei quando dice certe cose, ci crede veramente? Mi rispondi? Lei quando consiglia certe stupidaggini, lo fa solamente per denaro o perché ci crede per davvero? La mia è una missione. Il denaro è la schiavitù dei popoli e io voglio sentirmi un uomo libero. Questo è il nuovo slogan della ditta? Beh, potevate sceglierne uno più convincente. Mio fratello Roberto è stato qui per realizzare un sogno. Lei è sopravvaluto. Questo dipende dal sogno. Che cosa cercava Roberto Fiorenzi? Ve l'ho detto, cercava un poco di pace. Un poco di pace. Forse cercava una pace più lunga. Non capisco. Ah no? No.
Allora cercherò di essere più chiara. Roberto cercava un benefattore. Cosa? Cercava qualcuno che lo aiutasse ad evadere. Non la seguo. Qualcuno che lo portasse via da questo inferno. Qualcuno che lo sparasse al cuore. O in fronte, per esempio. Che state dicendo? Non è così. Noi siamo delle persone per bene. Questo è tutto da stabilire. Mi rispondi. Non è così. Alzi la voce, non ho capito. No. Me ne bastava uno. Ma io non credo a nessuno dei tre. Senta signore, io non so proprio come poterla aiutare. E se ha finito può anche andare. Ce ne sta cacciando. Io non sto cacciando nessuno, ma lei non può parlarmi così. Chi è Riccardo Gigli? Sono io. Questo è un accordo preso lunedì 28 marzo 2018 tra Riccardo Gigli e Roberto Fiorenzi. L'abbiamo trovato nella tasca della sua giacca un'ora fa. Lei, da consumato professionista, si impegna ad ucciderlo. Potrà obiettare che c'è la firma di mio fratello e non la sua, ma tra gentiluomini si sa. A volte basta una stretta di mano. Oh no? Potevamo recarci direttamente in questura, ma abbiamo preferito prima venire a parlare qui con lei. Per il suo bene. Eviti certe reazioni. Non se ne può perdere. Qui si tratta della vita di mio fratello. Sì, ecco. Bene. Ricominciamo da capo. Mio fratello Roberto dov'è? Non lo so. Il lunedì mattina mio padre viene qua e trova un accordo con lei. Nel pomeriggio fissate l'ora dell'esecuzione. Dov'è il suo corpo? Io non ho ucciso nessuno. E poi smettetela di fare tutte queste domande. Mi infastidisco. Beh, se le infastidisce il modo, posso aiutarla. Facciamo intervenire qualcuno che ha una sensibilità diversa dalla nostra. La polizia, ad esempio. Che c'entra la polizia? Ma che volete voi? La polizia l'aiuterà a ricordare. Non voglio nessuno. L'aiuterà a parlare. Non ho bisogno di nessuno. Loro sono bravi in questo. Io non voglio andare in galera per qualcosa che non ho fatto. Beh, se non l'ha fatto, allora perché dovrebbe andare in Perché se il commentatore si è suicidato non lo ritrovano più e io in galera ci resto per tutta la vita. Questo lo decideranno i concorrenti. Io chiamo la polizia. Signora, chiamo. Ma vi volete calmare, signore? Ma che volete fare? Siamo polizia in canto. I tempi l'attività. Se la vostra attività non è lecita, caro signore, il problema non è mio. Ma capite capo? Capace un mestiere. Ah, capo non paga capo tutti. Se non cassa mattina fornisce mai. Questa è una minaccia. Lei crede di farci paura? Non signore. Ma ha usato queste cose e parla. Parliamo. Hai visto, Riccardo? Chi che ti vede? Finì fuori. Ma se sempre lo fessi che si aspira fuori. Non ci sta niente a foto, ritri indosso anche, rindecca. E se tu non ti nasci la dicendo, ma ti dicendo, ma ti nasci che fessi. In modo se non era per te, io che si io sarei impannato. E invece no. Ma ci fa la cucurella come la stai facendo tu. Sentite, quelli che sono i vostri affari familiari a me non interessa. Qui bisogna parlare chiaro. Mio fratello Roberto dov'è? E boh, parla. Parla, dice la verità. E a questo punto tu convivi.
mattina è stato qua. Abbiamo trovato un accordo per 40.000 euro, dovevo aiutarlo a morire. Allora sei stato tu! Mi hai ucciso! Capiamo che ti ucciso! È così che si risolvono le cose! Ha ucciso mio padre! Ecco, Capisci? ma dove vogliamo andare? Ricavo, parla! Stamattina alle 10 sarebbe dovuto venire qui. Doveva portarmi il resto dei 40.000 euro, 30.000 euro, 10 già me li aveva dati lunedì. E poi avremmo dovuto raggiungere un posto da me scelto per l'esecuzione con la sua automobile. Innanzitutto, il commendatore lasciò tutti i 40.000 euro lunedì mattina. Poi, l'appuntamento era per il pomeriggio di lunedì stesso, non per oggi. Signor, ma che state dicendo? Prima di tutto, come loro, quando mi mettono a 10.000 euro e non 40, come state dicendo? Secondo, l'appuntamento era per stamattina. Infatti, mio figlio mi aspettava isso, no? E allora mio padre dove sta? Non lo sapevo. Sentite, visto che siete gente senza scrupoli, senza nessuna dignità, ditemi la verità. Tanto è quello che voleva mio padre. Lo avete ucciso voi? Ma che avevi ucciso? Allora lo avete sequestrato? Ma che state dicendo? Quanto volete per il riscatto? 40.000, 30.000? Niente, non volevo niente. Voglio mio padre! Luca, basta. Stai tranquillo che lo ritroviamo, eh? Lo dovevo fare io. Io lo dovevo fare, ma sono un vigliacco. Questo sono. Che cosa dovevi fare? Una settimana fa papà mi chiese di spararlo con una pistola, ma non ce l'ho fatta. Anche in questo l'ho deluso. È la stessa cosa che tuo padre aveva chiesto a me. Voleva morire. Capisco che nella mia posizione è difficile difendersi. In vita mia non l'avevo mai fatto. E solo ora mi rendo conto di quanto sia bello poter alzare la testa sempre davanti a chiunque. Io non ho ucciso tuo padre. E non l'avrei fatto neanche stamattina, non era quello che volevo. Ora ho paura, non voglio andare in galera. Forse è vero. Solamente i figli sanno ricordare che tenere i figli. Luca, tu non devi sentirti in colpa. Papà si farà sentire lui, ne sono sicura, eh? Sì. Se Roberto dovesse passare di qua, questo è il mio numero. Chiamate. Adesso vorremmo andare che siamo stanchi, eh? Però prima dateci quello che è nostro. Che cosa sono questi? I 10.000 euro che ci ha lasciato il commendatore. Adesso sono diventati 10. No, sono sempre stato a 10. Voi vi sforzate per convincerci che non siete degli assassini. Poi vi trattenete 30.000 euro per una cosa che non avete fatto. Zia, lascia stare. Luca, è una questione di principio. Due sono le cose. O lo avete ucciso voi e io corro dritta in questo. Oppure non lo avete fatto e mi date tutta la somma rimanente nell'accordo. Signore, si va per il principio prima parlare. Vostro fratello ci lasciò 10.000 euro e basta. Per cui? Per cui non mi rompo proprio niente. Zia, andiamo. No, Luca. Buoni sì, ma fessi no. Il resto dei soldi non volete darmi? No, signore. Benissimo. Tra 10 minuti sarò qui con la polizia. Luca, andiamo. Un momento. Nada. Papà, fa piacere. Noi andiamo. Un momento, vi sto Ma aspettate che cosa? Papà, tenga paura. Ma c'è come i soldi? Noi stiamo chiedendo quello che è nostro.
famiglia Fiorenzi. Informatevi su chi realmente si... Lo sappiamo benissimo. Suo padre no. È vero. Sì, è vero. Il commendatore lunedì mattina è stato qua, poi è ritornato nel pomeriggio quando mio padre non c'era e mi ha portato il resto dei 40.000 euro. Lei è proprio senza arte. Un attimo che me ne prendo. Ma che? Che? Oh, l'hai fatto tu, è tu d'occhio. Bisogna aspettare molto. No. 10 minuti. La prego. Maria, senti, io sto qua da papà. Sembra cosa che è successo non è rosso, lo sai, pigli tutti i soldi che ti rimasti e vieni qua. Maria, ma non ti posso spiegare niente, ti sto dicendo, pigli tutti i soldi che ti rimasti e vieni qua. Sei qua da papà. Sei, ti aspetta, perciò. E allora mi lo spieghi come stanno le cose. Perché secondo me sei tu che non ne capite niente. Goppa la faccia da terra, ci stanno i fessi e ci stanno i... Tu poi con questa faccia, tu capace di fare la vita che faccio. Sapessi fa meglio. Meglio di me. Sì, signore. Non sei tu. Come capi che non sei tu. Sì, tu che non avessi idea di capire che significa la vita mia. Ma che reale? Ma che qualità ci vuole per fare sta vita? E fammi Ma che t'ha già fatto? fammi vedere, chiudi tutto cosa, falla sta vita mia. Ma che già... Si tiene in palla, sei tu che fai la vita mia, non gli altri. Ma stai sfidando? Mi sono fesso. Non si mai sfidato uno diritto come te nel suo tempo. Mio fratello Roberto dove? Non ho capito, signore. Io voglio mio padre. Ma stai sfidando? Io chiamo la polizia. Ma che c'entra la polizia? Ma stai sfidando? Io non voglio andare in galera. Il suo corpo dov'è? Ma stai sfidando? Mannaggia accisa mi scioglie. Voglio mio padre. Ma stai sfidando? Io ti uccido. Ma stai sfidando? Luca, andiamo. Ma stai sfidando? Aspettate, signore. Ma stai sfidando? Aspettate che tenga paura, o capisci o no? Buongiorno. Ricca, che è successo? Ma che senti cosa? Io buttate i soldi. Sì, stanno qua, tu sai, faccio tutto che la carica non mi spiega prima che è No, ma successo. guarda, non è un momento, ti prego. Non è un momento. Ricca, se non guardi i soldi non te do. Ma per piacere, non ti sto dicendo che non è un momento. È stato Paolo, dov'è? No. Ma mi sei indacco qua. Non è stato niente dopo. Ma per piacere. Sei stato tu. Hai fatto come giravo. Che non ci fatto proprio niente. Ma per Poi piacere. che sei buono a fare? Viene sempre la stessa cosa, venga andiamo. Ma hai da spiegare perché servono questi soldi? Perché i mariti te lo fessi. E ho potuto riuscire fuori. Ma per piacere. No! Difesa significa non essere con voi. Non potete riuscire fuori. E non è come mamma. Marito ti sa pigliare l'impegno e c'era una persona, tu che so sapere. Ma che state dicendo? Riccardo non è fatti cose. Che sto dicendo? E domani ce l'hai, sì. Ricca, ma che dice Paolo? Ma sta pazziando? Ma ha capito tu sì? Sto parlando con te, Ricca, rispondi, ma! Mannaggia accisa. A nessuno. Leggete. E voi chi siete? Prima leggete.
Io sono la sorella di Roberto Fiorenzi. Lui è Luca, il figlio. Non può essere. Mio fratello era malato. Il suo desiderio era quello di morire. Non può essere. Avrei dovuto uccidere mio padre, ma non ce l'ho fatta. Non può essere. Adesso sono 2 giorni che è sparito. Non lo ritroviamo più. Cavo, per favore, dimmi che non può essere. Per favore, Riccardo, prego, dimmelo! Non ha già ucciso a nessuno. Ma quando vai in per stamattina? Ma non io commentatore venetto, da 16.000 euro e poi non l'hanno visto più. Innanzitutto il commendatore il lunedì mattina lasciò tutti i 40.000 euro. 10.000 li ha avuti. Devo avere gli altri 30. E tu perciò mi hai chiamato? Ma che hai fatto, Ricca? Che hai fatto? Che ci manca a noi? Rispondimi! Signora, capisco il momento, ma noi non dovremo andare. Non possiamo stare qui ad assistere alla vostra sceneggiata. Vuoi aspettare i soldi? Sono nostri. Senza 30.000 euro non mi niente. Abbiamo aspettato già troppo. E se non me voglierò, Ma che stai dicendo? state zitto. Se non lo voglierai, che succede? Succede che chiamo la polizia, cara signora. E va con galera. Perché questo foglio di carta in mano, se io come datore non lo trovano, ci vuoi va con galera, non capisci mai. Ma tu ci sa qualcuno Non ha già Ricca? ucciso a nessuno, ma piglia sti soldi e dalla signora! Cassano i soldi. Non so 30.000, so 35. Sui gusti. Ma la polizia è mia. Ma che stai dicendo? Che sto dicendo? stai dicendo? Che sto dicendo? È una truffa, può capire che è una truffa? Ma come vi permettete? Io sono in galera! Ma la truffa, ma riposa! No, non è una truffa, Maria. E questo me lo deve vedere la polizia. Ma riposa sto telefono. State zitto. Mari, tu stai pazziando, Lasciami ma riposa sto telefono. State zitto. Ma riposa sto telefono. Che stai facendo? Papà, le metà, che stai facendo? Ma riposa dicendo. Ma che si marito? Marito, tengo paura, capisci? Questo è di Napoli. Pare, marito, Dovete correre in piedi sicuramente. Papà, le metà, Non c'è tempo da perdere. Papà, le fate metà, presto. capo. Non si doveva arrivare a questo. Non si doveva. Adesso andiamo, Luca, Andiamo. Voi non chiede a nessuna cosa. Ma che fa? Siete impazzito? Mettete giù quella pistola, forza. Ha ragione Maria, che sei una truffa. Voi pure studiate la notte, voi pure cercate di capire come avete a che lo servizio grosso. Ma che? Ma sta cosa vi chiudo malamente perché voleva la coppa la faccia da terra. Io capisco. Capisci, levate la faccio prendere, faccio fatto punto. Lasciatemi. Parla. Ma non potete più a nascondere, state capaci fotto, no? Ma che state dicendo? Risponda, ma state capaci fotto, no? Fermate! Ricca, fermatevi! Già più levate la mia. Ricca, capisci il vostro lavoro, adesso non potete ragionare. La signora Bututi che non la conosco, l'avevo visto un paio di volte, è Luca. Luca era bambino quando mio padre lavorava in fabbrica, ma conosco bene Roberto Ferenzi, una persona da bene. Ha dato la vita per i figli, sempre generoso con tutti. Ricca, il commendatore non di noi, e non fece. Se poi sentite mai uccidendo qualcuno, uccidetemi che vedremo dire. Ma allora che c'è? Vi prego, lasciate.
Chi ha sparato? Io. Lei è? Riccardo Giti. Chi è la signora a terra? Mia moglie. Riccardo, cosa fa per vivere? Sono impiegato in una fabbrica di scarpe. Ha figli? Sì, ne ho 2. Vuole spiegarmi cosa è successo? Mia moglie non voleva darmi i soldi. Quali soldi? I 30.000 euro che mi servivano. E a cosa le servivano questi 30.000 euro? Per darli a loro. Loro perché dovevano avere questi soldi? Lunedì mattina è stato qua un commendatore, un certo Roberto Fiorenzi. Era depresso, voleva morire. Mi ha offerto 40.000 euro per aiutarlo a morire, mi ha lasciato 10.000 euro, ci saremmo dovuti rivedere stamattina. Ma stamattina... Ma non si è presentato lui. Ma sono arrivati disperati la sorella e il figlio, che in sostanza venivano a reclamare la restituzione dei 30.000 euro sottoscritti dal Fiorenzi. Cari signori, questa è una truffa! Chi facci? Basta voi che vado a sedere! Fate per parare! Chi faccia cirra La una? volete finire? Voi chi siete? Sono Saverio Gigi, o padre. E cercate di calmarvi. Allora, loro arrivano e pretendono i 30.000 euro. Lei chiama sua moglie, le fa portare il denaro. Ma la signora chiama noi in questura, lei spaventata, prende la pistola che serviva ad uccidere il Fiorenzi e la spara. È così. È così. È da un pezzo che cerchiamo questi signori qua. Precisamente quando 2 mesi fa hanno messo a segno la stessa truffa a Salerno. Il primo arriva e chiede di morire. Gli altri 2 vengono ad incassare. E c'è un quarto che arriva al luogo del diritto qualche giorno prima per vedere se ci sono le forze economiche per reggere il gioco. È venuto da voi qualche tipo sospetto in questi giorni? Ceppini, come ci fate? Non ci pensate, Ceppini, ma facci la volete finire? Voi dovete parlare soltanto quando siete interrogati. Chi è Geppino? Sono io. Geppino? Questo è il vostro vero nome? Sì. Mentre il Fiorenzi e tutta la storia familiare lo menziona, è così? Geppino, perché voi adesso vi trovate qua? Il vostro lavoro sarebbe già dovuto finire prima dell'entrata in scena del Fiorenzi. Sono sporco, fate Per favore! Allora, Bisogna fate assumere da Saverio G. che sareste voi? Sì, signore. Assunto per fare cosa, Geppino? Aiutavo il mano. Che sareste sempre voi? Siete un chiromante, un indovino, un guaritore. Perfetto. È tutto chiaro. Siete tutti in arresto. E che c'entri, commissario? Li conosco bene i maghi come voi. Ma voi perché mi avete picchiato? Io sono una persona onesta.
indipendentemente dalla truffa continuata ai danni di gente ingenua e bisognosa. Avete in sede documenti fiscali? Rilasciate fatture? Volete farmi parlare con un vostro commercialista? Non permettetevi più di rivolgervi a me con quel tono. Avete capito? Turco, chiama la scientifica, non l'abbiamo detto. Guido, tu guardami le altre stanze. Va bene, dottore. Te non restai su di loro. Bene. Commissario, lascia stare 35.000 euro in conto. E allora? E niente. Spero volevo solo dire. Perché sono 35, non 3. Voi così non fate altro che peggiorare la vostra situazione, ma lo capite questo? Ti ho chiamato, massimo mezz'ora stanno qua. Bene, all'entrata c'è un'altra stanza, dai un'occhiata. Subito. Commissario, sotto la scrivania a destra ci sono 30.000 euro in conto. Bene, sequestriamo anche quello. Non si può fare niente. Voi continuate. Io non vi faccio uscire più da galera, se non ci poi starete a vedere. Levatevi da piedi e lasciatemi lavorare. Dottore, la signora vorrebbe parlare. La lasci passare. Dottore, qua stanno i 10.000 euro della truffa. Bene, sequestriamo anche questi. Dottore, da 10.000 posso passare a 20.000 in contanti. Ma siete tutti impazziti. Ma lei capisce con chi sta parlando? Io sono il dottor Calabrese. Da 30.000 posso arrivare a 50.000. Dottore, niente, solo una cucina e un letto. All'entrata ho mandato Turco, vedi se ha finito. Va bene. Da 50.000 posso arrivare a 70.000 in contanti. Nicola, quale cose si sono messe in mano? Pigli 70.000 euro in contanti e corro subito. Nicola, non vostro, non si muove il culo e vieni qua. Perché in galera insieme a noi ci viene pure tu. Siamo a Napoli, precisamente in via De Sica 22. Nel cantinato del palazzo alle mie spalle stamattina alle 11:30 circa si è consumato un altro dramma familiare. Riccardo Gigli, 44 anni, operaio, ha ucciso con un colpo di pistola al petto la moglie, Maria Giusto, di anni 36, che lascia due figli di 10 e 5 anni. Si pensa ad un delitto passionale. Il Gigli non aveva precedenti penali e ha già confessato agli inquirenti il suo crimine. Aspettate, in questo momento sta uscendo dal palazzo il dottor Calabrese, della divisione anticrimine di Napoli. Dottore, ci scusi, dottore, si tratta di un delitto passionale? Sì, lo è. Cosa ve lo fa pensare? Il padre dell'omicida ha dichiarato che il figlio aveva una gelosia incontrollata nei confronti della moglie. Quindi il padre, Saverio Gigli, presente sul posto, non ha niente a che vedere con il No, delitto? assolutamente no. È un povero pensionato, anzi ha tentato disperatamente di fermare il figlio ma non ci è riuscito. Nel cantinato c'erano altre persone coinvolte nell'omicidio? No, nessuno. Solo il padre, il figlio e la vittima. Quindi con l'arresto di Riccardo Gigli il caso può ritenersi chiuso? Sì, le indagini si fermano qui. Il dottor Calabrese sta entrando in questo momento nella sua vettura, scortato dagli agenti. Cosa dire, i delitti passionali costituiscono la maggior parte dei crimini consumati nel nostro paese. In Italia parliamo tanto di tangenti illeciti o truffe varie, ma bisognerebbe invece spostare l'attenzione dell'opinione pubblica su questi tipi di reati. Il problema centrale oggi è da ricercarsi nella famiglia. Da Caterina Sanni, a voi studio.
Cara signora, potete andare. Tra qualche mese allontanatevi da Napoli, la vostra situazione è molto complicata. Va bene. Potete andare. Grazie, dottore. Signor G, la stessa cosa vale anche per voi. Per qualche tempo dovete sospendere le vostre attività. Va bene, commissario. Avete capito? Per qualche tempo non fate entrare persone qui dentro. Riccardo G, la vostra situazione è disperata, c'è poco da dire. Certo, aver confessato il delitto la potrà aiutare molto al processo. Ma ancora non capisco perché una persona per bene come lei, con una moglie, 2 figli, un lavoro, decide di accettare una proposta del genere. Volevo dimostrare a mio padre che oggi è difficile vivere onestamente. E perché tu ancora un po' che i fessi non possono fare ricco. E che era ricco, quando parla loro sapevano fare pure i fessi. Oh no, commissario. Maria Susa, Ma che stai dicendo? Maria, chi stiamo momento? Susa. Mamma mia, com'è brutta a fa morto. Commissario, ma che sta succedendo? Ma quale commissario? Mamma, visto pure. Pasquale, grazie di tutto, va. No, ma che grazie, faticamo insieme a 18 anni, ti voglio bene con mano fra. Vi presento mio figlio Michele. Questi sono i 2 amici di Salerno, quelli che sapevano il Luigi fatto. Rosati. Vito Romano. Ma dove capite, Riccardo? Sono venuto per pigliare 30.000 euro. E non hanno usato tanto. Ma avete visto oggi il commendatore quando ha portato i soldi? Chi lo ferma saccino. Ah, signore, come rilanciamo? Non so ferma perché Mi sono proprio consolato, Riccardo. Non possono vincere sempre loro. Come vedi ora, Rita l'ha già fatta. Mo si cazzo. Fammi vedere tu come fai un fesso.
È doveroso ringraziare chi ha lavorato dietro, al parrucco Pamela D'Aiello, al trucco Maria Palmiero, gli hostess di Sara, Cristian di Siena, Rosanna Stellato, Alessia Minutolo, del liceo artistico Salleucio, della sezione di fotografia, Marianna Carozza e Sara Pascarella. Imitatore audio e luci Lidia Quintavalle. Le musiche originali scritte da Domenico Angelini. Prima di salutarvi è doveroso ringraziare tutti voi, ringraziare una persona che come sempre ci è vicino in tutto, per tutto, ci è vicino degli ultimi giorni di prova, ci dà un sostegno morale che a noi è fondamentale, e cioè Pasquale Brasilio. Questo per chi ci conosce e ci segue da tempo è il primo spettacolo che non è del repertorio di tradizione, che possa essere un testo di Edoardo o di Scarpetta, ma è di un autore locale campano di Caivano, Crescenzo Autieri. Lasci in pasto alla platea. Per me è emozionante sempre rivedere testi che scrivo e metterli in scena, perché togli tutta la fatica che ci vuole per metterli in scena, per preparare uno spettacolo, e te li godi dal pubblico con l'incanto, con la magia che poi contraddistingue il nostro mestiere. E vedere loro stasera per me è stata un'emozione particolare, non a caso più spesso è capitato di emozionarmi, perché vedi vivi i tuoi personaggi, creature che hai creato. Scrivere un lavoro del genere ci vogliono mesi, quasi un anno, per cui vederli vivi, ma soprattutto essere sorpreso continuamente da trovate che i due registi si sono cercati e trovati in questa messa in scena, per me è stato davvero emozionante. Per cui un dono che loro hanno fatto a me, perché è stato davvero bello vivere di nuovo i personaggi che io ho scritto, ma vissuti in maniera diversa, con me con un incanto, con una meraviglia straordinaria. Quindi grazie a milioni di voi.